Al momento solo il tantissimo annunziato al padiglione Viggi, siamo a dicembre 2024. Dicembre 2024. Io devo Tra 2 fare anni. il controllo entro dicembre 2023 e di solito la faccio a giugno. Sono uno Non ho aspettare le 048. per gli 048 se sono controlli entro i 2 anni dall'intervento o dalla prima diagnosi, bisogna chiamare il centro donne. No, Se sono sono più di passati due più di anni due anni. dobbiamo prenotare noi, dobbiamo aspettare le cliniche, signor. Al momento non c'è nulla. L'esame che Beatrice cerca di prenotare è una mammografia. Lei ha subito una mastectomia 8 anni fa, in cui le hanno asportato un tumore maligno. Poi la trafila, chemio, esami, analisi, anno dopo anno. Ancora oggi, in cui per una mammografia si è sentita dire che ci vogliono 23 mesi. Sono 2 anni. Sono 2 anni. Io sono costretta ad andare a fare le mammografie, ecografie privatamente con un costo che si aggira 350-400 Tu euro. ultimamente hai dovuto prenotare delle analisi che non sei riuscita a prenotare, dovevi farle entro 10 giorni, con una priorità entro 10 giorni, e non sei riuscita a prenotarle qui vicino, sei dovuta andare a farle a Cosenza dove vive tua figlia. Esatto, allora per quanto riguarda le analisi di routine che io devo presentare sempre prima del controllo oncologico, Riguardano anche marchio tumorale. assolutamente, in primis i marchi tumorali, non ho trovato posto a Taranto. Sono andata da mia figlia e ho approfittato lì per fare queste analisi in un centro privato convenzionato con l'ASL, ma ho dovuto presentarmi alle 6 del mattino perché solo i primi 50 che arrivavano potevano fare le analisi. E mi era stato proposto a Taranto in un ambulatorio del Tarantino di farle privatamente. Quando ho chiesto quale fosse stato l'importo mi hanno detto 175 euro con lo sconto. Per quanto invece riguarda altri esami tipo ecografie o addirittura la mammografia lo scorso anno, sono andata a pagamento. Beatrice è in cura all'ospedale Moscati e qui, come ogni anno, per il controllo oncologico le hanno chiesto di farsi prescrivere la mammografia dal suo medico di base. Abbiamo provato a chiamare anche qui, ma le hanno detto di chiamare il centro di orientamento oncologico, detto Coro, perché lì probabilmente l'avrebbero Coro? aiutata a prenotare. Buongiorno, senta, ho bisogno di una prenotazione per una mammografia, sono uno 048. Sì, ma questo non è il numero delle In effetti, prenotazioni. qui una centralinista le ha dato il numero dell'ambulatorio oncologico, dove sembra che Beatrice possa prenotare la sua visita con urgenza, ma un numero è sempre occupato e l'altro suona libero senza risposta.